Ciao! Buongiorno, benvenuti nella seconda puntata di Cristina in cucina. Oggi c'è il cameraman che mi riprende. Mi metterò in procinto di fare la carbonara, però c'è un problema, ho finito gli spaghetti e quindi farò con queste e fettuccine. Per fare la carbonara serve pancetta, questa qua è la pancetta a cubetti dolce di suino, c'è il porcellino, prendi il porcellino, c'è il porcellino, vedi che c'è il porcellino, poi formaggio, perché farò io a modo mio la carbonara di cucina, los huevos, le uova, vieni cameraman, vieni. Da riempire con l'acqua, quindi apro l'acqua e riempio la impegnata. Prendo il coperchio nel frattempo, il sale, troppa acqua, sale non fa male e l'acqua è pronta. Adesso bisogna cucinare la pancetta, bisogna cucinarla, quindi bisogna aprirla. Come si fa ad aprirla? Apriamo la pancetta, così, e la mettiamo nella padella di Titti. Se voi non avete la padella di Titti, la pancetta non viene fuori bene, quindi mettiamo la pancetta. La pancetta e bisogna cucinarla. Accendiamo il fuoco basso, sempre, modalità risparmio attivata, Scottex, forchetta, come si chiama? Terrina, le uova. Aiuto! Aspetta! C'è me. Ah! A posto, ok, apriamo. 1, 2. Allora, penso che non ho mai capito quante uova ci vogliono per 2 persone. Io ne metto 4. Poi decidete voi quante metterne. 3. Che 2 uovi e 4 le. Adesso si butta via la è stato cameraman, la pancetta fritta. Aspetta, aiuto. Apriamo il formaggio che dovrebbe aprirsi da solo. Lo metto un po' dentro, poco, ecco, dentro alle uova. Che bella, sta fritegando. Accendiamo il fuoco, l'acqua. Cristina disse il fuoco su. Le uova bisogna fare così, vicino. Le uova. E bisogna mescolare, non menare ma mescolare le uova così finché non si ottiene una cosa tipo omogenea, no? Guarda se è pronta, spengiamo il fuoco e mettiamo la pancettina fumante dentro le uova, quindi così. Aiuto. E adesso si mescola così. La sgossarolla, detta anche, come si chiama? Scolapasta, in italiano scolapasta, in dialetto sgossarolla. Ok, adesso bisogna aspettare che l'acqua bolla. Per carità, perché non vuoi? Ah signore! E poi si brucia tutto.
sforzi della vita. Partirò. E non bolle. Telefono suona. Ho fame. Cameraman, vicino, si butta le tagliatelle in acqua. Ah! E adesso dobbiamo solo aspettare che si cucini la pasta. Assaggiamo. Aspetta, aiuto. È dura. Ancora. È dura. La pasta è pronta. Adesso bisogna spegnere il fuoco così. Attacco quello per l'aria. Olle. Adesso prendo le uova di prima, le uova e le metto dentro così. Mescolo. Fa mescolare chi. Adesso prendo 2 piatti. Prendo quelli piani perché il fondì ne ho solo uno e vabbè. Si mangia lo stesso. Guardate, la professionality, vabbè. Sì, e mettere un piatto. Questo posso anche spegnerlo. Tutto sotto qua. Sì. Questo è il piatto. E mo me lo mangio. Scotto. Ci vediamo alla prossima puntata di Cristina in cucina. 2, 2,